saltare la gara persa con la Roma nell'ultimo turno per 5-1. Qui nel frattempo il primo sinistro è subito largo, ci ha provato il capocannoniere dei padroni di casa Minotti. Pensa bene, è cercato ancora dietro i midi, ultimo uomo, Valentini. Converge verso il destro, Valentini, Gropescu la lascia lì e alla terza ribattuta il gol del vantaggio del De Angelis, segna sempre lui, sempre Minotti, 1-0. Sì, toccato, si prosegue, pensa bene, fuori per Alfonsi, attende lì Valentini, ottimo intervento di Gropescu, ancora Valentini in area, il tacco ed è ancora lui, Minotti, implacabile, sotto porta, tripletta e 4-1 De Angelis. Roberti Teso, c'è una deviazione ed è il gol del 3-4, si riscatta subito dopo l'errore. Vertesci, nessuno lo marca, il Peperino fa 3-4. Sotto 4-1 in questo secondo tempo, ha rimontato fino al parziale 3-4. Mauro è scoperto, attenzione ad Alfonsi, da Minotti, ne ha già segnati 3 Minotti, allarga a Falconi, il cross lungo sul secondo palo, la coordinazione di Minotti che fa poker, 5-3 De Angelis, forse la chiude il numero 7. Valentini, lunghissima sciabolata in area, Minotti si era liberato con un fallo secondo l'arbitro, aveva messo dentro anche questa per non tradire il personaggio.